cosa facciamo qua stasera? Intanto grazie di essere intervenuti. Ci facciamo un bel applauso di apertura proprio così ci convinciamo. Siamo qui stasera per onorare un personaggio giulianese. Uno dice, ma che sta facendo? E non lo conoscevo. In realtà qua in questa sala lo conosciamo un po' tutti quanti, così come lo conoscono anche tante persone nell'interland napoletano. Perché diciamo che questo personaggio qua un po' ha superato quello che sono i limiti dello spazio e del tempo, pure mi verrebbe da dire, perché lui è arrivato a noi, in una maniera o nell'altra ci arriva. Spesso e volentieri arriva poco riconoscimento di quello che ha fatto, anche perché spesso e volentieri non si conosce quello che questo personaggio ha fatto. Sto parlando del grande Eugenio Quellente. Eugenio Cucciarillo, che a Napoli chiamavano Eugenio Quellente. Nel momento in cui io ho cominciato questa... Ma senti, scusate, mi metto comoda. Quando io ho cominciato questa avventura e sono venuta qua a Giuliano, chi mi ha accolto è stata proprio la compagnia Cucciarillo. E quindi ho conosciuto tutta questa grande barca questa banda di giovanotti, e va già trattata, di giovanotti che mi hanno fatto conoscere questa figura che io non conoscevo onestamente. E con loro abbiamo cominciato con il teatro, abbiamo fatto un po' di teatro, poi sono venute tante cose, poi le divisioni, poi di nuovo le unioni, abbiamo aperto una sala, poi abbiamo aperto questa qua, e nel momento in cui abbiamo aperto questa qua, tutti quanti insieme con il Sorpalco abbiamo deciso di dare proprio il nome di Eugenio, di intitolarla Spazio Culturale Eugenio Cucciarillo, per dare forse quel lustro e quel merito che pochi conoscono, perché veramente questo personaggio ha fatto cose che dicevo, ci sono arrivate per chi è stato, però molti non sanno che ha fatto tanto altro, e noi se siamo qui stasera è proprio per ricordare lui, per dare lustro alla sua memoria e per godere un po' di quello che è stata le sue rappresentazioni e le sue opere, insomma. E lui, io l'ho detto sempre, quando mi esibivo a Napoli per strada, è stato forse qua a Napoli uno dei primi artisti di strada. È stato quello che proprio, lui guardava. Il teatro e la vita sono la stessa cosa, sono legati, il teatro prende dalla vita, perché senza la vita il teatro non tiene niente da rappresentare. E quindi si rappresenta quella che è la vita, e lui di vita ne conosceva tanto perché si facendo per strada, ed era forse il primo artista di strada, diciamo del nostro territorio. È stato lui, è stato Eugenio Quellente. Saliva e scendeva dai tram, si faceva le macchiette, ha fatto tante cose, è arrivato anche a far ridere colui che non rideva mai, il principe della risata. E noi questa sera, grazie al corto che ha realizzato Salvatore Architravo, queste cose poi dopo le andiamo a vedere. Dopo lo chiamiamo anche Salvatore. Io intanto non metto paura perché ci stava un personaggio un po' pittoresco alle mie spalle che faceva da dire. Un treno che faceva cinzia, Andrea, sempre un momento, parlava con la gente, giusto per presentare la serata, lui si non è meglio che me la andiamo.
Castelloni di Cucciarino. Papà, che sei tutto per te? Mo tu la vuoi quella domanda che io già avevo pensato per te? Grazie. Ok. Vai. Perché io volevo sapere, sì, ti sto dicendo, prendi scusa. Allora, come lo pensi sta capo? Io volevo sapere da te esattamente che cosa, a parte la fisionomica, perché ci tagliata a capo a tuo padre, volevo sapere che cosa, qual è il segreto che custodisci gelosamente di tuo padre, la cosa che più ti ha lasciato e che vorresti portare avanti per lui. Allora, papà mi ha portato il papà c'era scritto perché a piccolino sono stato sempre apprezzando lui. E allora mi ha imparato mano come sentire, mano mi ha imparato tutte queste cose qua. Che papà faceva queste cose, mi fa morire figlio mio, mi fa morire. E io ci mantenuto la parola, mi ci ha fatto morire. Io avevo 10-12 anni. Già andavo a pensare a papà, che papà io a fare l'artista di strada, in piazza, a fora, a pescare, cose, se una settimana fuori, ero piccolino. E facevo come ho seguito, perché poi prima un bambino più piccino la gente mi dava i soldi per sentire, e io andavo sempre insieme a papà, se una settimana fuori, 10 giorni fuori, poi ci mettevo sempre vicino a una fontanella, perché poi quando ci sedevano, non mi venivano la macchina, quando ci sedevano in la macchina, ci andavano a farci sentire la fontana, nei rituali, poi andavo a fare una popolazione, e poi da mezzogiorno a mezzo lui già chiamavano il microfono, che aveva parlato rispetto a lui una presa. Okay. Quindi lui ha portato avanti l'opera del padre, fondamentalmente questo è che le ha lasciato. E noi questo stiamo a fare qua stasera, non dobbiamo far morire il suo ricordo. Ma tuo padre attraverso quello che ha scritto vive ancora. E vabbè, allora io ti congedo e faccio venire qua l'autore del corto. Però restate tutti e due. Salvatore Architavo, ve lo ricordo. Date una sedia, aggiungiamo una sedia. Eh sì, questa è la fisarmonica del... No, rappresenta la fisarmonica del papà, perché papà ne ha anche tante di fisarmoniche, vero? Sì, ci arrivo col filo. Perché io ve lo passo, adesso io il microfono lo voglio passare a Salvatore, perché Salvatore, come dicevo prima, è colui che ha realizzato questo cortometraggio sulle gemme che Let, si è documentato un po' in giro e poi è andato direttamente alla fonte. Io volevo sapere come mai, Salvatore, ti sei ispirato nel tuo lavoro, nella tua opera. So che hai fatto tante altre cose, non ti sei fermato solo a questo, però come mai ti ha appassionato tanto questo artista giulianese, tu sei di Giuliano, vero? E quindi per quale motivo proprio a lui ti sei approcciato e che cosa... Ah, ecco, ne arriva un altro. E che cosa ti lascia anche l'aver lavorato con questo personaggio? Allora, innanzitutto buonasera a voi, buonasera all'assessore rappresentante del primo cittadino di Giuliano. Non fa niente, tutto parte della diretta. Allora, una cosa fondamentale, non solo di Giuliano, ma penso di tutte le città, è la memoria. Noi qui a un centinaio di metri abbiamo una testimonianza che è Basile, che ha lasciato nel mondo dal 600 fino ad oggi, che poi se l'hanno rubata proprio tutti quanti, i fratelli Grimm, la Disney, un po' tutto, delle opere nella fantasia. Dobbiamo ricordare che quando vediamo il gatto con gli stivali, la bella addormentata nel bosco, Cenerentola già era una fiaba egiziana, però quando vediamo questi personaggi, queste fiabe, dobbiamo ricordarci che fanno parte dell'Upunto dei punti, quindi è roba nostra. Però dobbiamo rispettarlo un po' questa memoria, perché noi abbiamo un brutto difetto come popolo: creiamo arte, però la lasciamo un pochino andare. E questo è quello che ho cercato sempre di evitare attraverso i miei lavori.
Nel corso della mia breve carriera di 10 anni mi sono occupato un pochino di vari personaggi del teatro, della musica e della cultura napoletana. In questo caso, da figlio di Giuliano, ho voluto dedicare un lavoro ad un personaggio che ha dato tanto, mi permetto di paragonarlo a Basile, perché la sua Trapanarella è immortale, perché resterà per sempre. Però dobbiamo ricordarci sempre la paternità, perché molte volte purtroppo questo personaggio non è tanto rispettato nella memoria, perché dobbiamo il grande lavoro di riscoperta di grandi maestri come Roberto De Simone e chiunque ha diciamo, trattato il repertorio di Eugenio Praiola alias Pucciarello e Eugenio Ghellei. Però dobbiamo, secondo me, dare un pochino di più a questo personaggio che ha dato tanto, che è un figlio, è una bella pagina del nostro territorio. E io 10 anni fa mi è venuto in mente, attraverso i racconti, perché voi siete testimonianza di chi ha visto Eugenio Ghellei, quindi già purtroppo io non ci rientro con l'età, perché Praiola è finito nell'89, io sono nato nell'88, però non ha già udito dei capi. Quindi 10 anni fa è nata questa idea di dedicare un lavoro ad Eugenio Praiola, però cercavo una testimonianza fedele a questo personaggio e ho avuto la fortuna dopo 10 anni di incontrare e lavorare con Antonio, il figlio. Quindi diciamo che il lavoro principalmente nasce da questa fortuna di questa unione, perché io non ho fatto altro che registrare una testimonianza diretta di questo grande personaggio e di portarla in questo piccolo lavoro che adesso verrà mostrato. Quindi io ringrazio sempre la famiglia Praiola per avermi dato questa possibilità nella persona di Antonio, ma anche di tutti Praiola, perché io ho avuto modo anche di conoscere altri familiari. Vabbè, diciamo che l'idea sì, nasce dai primi racconti di mio nonno Mario Trevi, quando lui da giovane incontrava Eugenio sui tram e anche nelle campagne, possiamo dirlo, quando andava a mangiare con me nelle campagne, e Antonio era testimone che tutti quanti andavano a mangiare là e Eugenio era cornice di queste scampagnate. Quindi ripeto, per me è un grande onore aver avuto la possibilità di poter dare un piccolo contributo per portare avanti quest'anno, che sono 35 anni della scomparsa, ancora un po' la memoria di Praiola, che attraverso il video può arrivare pure alle nuove generazioni, e speriamo che fanno anche cose migliori rispetto a questo lavoro. Vabbè, Antonio ha anticipato tutto cose, però questo lavoro sarà itinerante, perché a settembre arriverà a Napoli, addirittura arriverà anche a Roma, però per il momento siamo qua. Ci godiamo la serata. Ci godiamo la serata. Io preferisco godermi il presente, a me chiacchiera pagante non mi piace, quindi finché non c'è una conferma di date eccetera, preferiamo godiamoci la serata. Quindi grazie a tutti voi. Grazie soprattutto a Salvatore Architravo, e abbiamo anche definito il fatto che nemo profeta in patria, sì, però anche diamo a Cesare quello che è di Cesare, quindi quello che è nostro ce lo facciamo ben valere anche al di fuori dei confini territoriali. Questo video che lui ha realizzato ne è una prova, e speriamo che faccia molto 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 rumore, perché la rabbia più grossa quando si parla anche di questo personaggio è che molto non gli è stato riconosciuto. Correggetemi se sbaglio. Posso permettermi, adesso che ho un rappresentante delle istituzioni, non mi faccio una l'anima,
Siccome oggi a Napoli, per esempio, è stata intitolata, dopo 120 anni della morte, una strada a Vincenzo Russo, il poeta di Maria Maria e tante altre opere, Benevento l'ha fatto prima di Napoli, possiamo dedicare un qualcosa a 35 anni dalla scomparsa a Praiola, perché penso che tutti devono ricordare questa maschera itinerante nata a Giuliano. Diciamo che se Vediamo un po'. Questa via va bene. Vico Montone numero 12. Adesso è tutto descritto. C'è una commissione dopo. Sì, lo so. Dopo 10 anni, se non erro, quindi possiamo pure abbondantemente in là. Vediamo un pochino. Io mi sono buttato io, diciamo. Piglieva, non ti preoccupare. Per la verità, tu ci hai vicino. Ah, Santa Maronna, ok, benissimo. Quindi allora ho rotto una sorpresa. Scusatemi. Perfetto, allora io direi di cominciare, ci godiamo questo corto. Per me Come un'idea. Ditemi. Buonasera a tutti. Non ti preoccupare, Porto i saluti del sindaco che purtroppo per una piccola indisposizione non è stato presente tra di voi, ma per mia fortuna sono stato delegato con il piacere di incontrare questa bellissima platea. Faccio i complimenti agli organizzatori per lo spirito con il quale ci hanno accolti, come hanno preparato la serata, e soprattutto i complimenti vanno per la ricerca storica e la valorizzazione di questo nostro patrimonio culturale. Io conosco Eugenio per i racconti dei miei genitori, perché si racconta appunto da lui viaggiasse su questi tram, facesse le sue performance, ma il suo punto forte era quello di inventare da un momento all'altro una filastrocca delle rime, per cui chiunque aveva piacere di sentirlo dava il là con una parola e lui continuava a inventarla. Sì, non era mai lo stesso. Non era mai questa è la genialità, perché poi si può stare a casa con la concentrazione, scrivere un pezzo e poi riprodurlo, ma questo è quello che fanno gli attori, dotati di normali doti. Invece qua c'era proprio l'estro e la genialità. Con riferimento alla strada, certamente la cosa verrà presa in esame, però mi era venuta un'idea. Noi a Giuliano ospiteremo una infrastruttura dell'EAB al Sud di Appia, e l'EAB, avendo chiesto a Giuliano un grosso impegno in termini di terra, di territorio eccetera, dedicherà a Giuliano un auditorium, e quindi questa sarà l'occasione buona magari per intestarlo a questo nostro personaggio. Compagnia al nostro teatro. E quindi voi soprattutto vi dovete fare, sarà anche una mia missione, ma voi soprattutto vi dovete fare portatori di questa istanza in modo tale che si potrà appunto dedicare finalmente uno spazio degno alla grandezza del personaggio. Va bene, vi auguro buona serata e sono ansioso di vedere questo lavoro. Grazie. Facciamo vedere il corto, poi dopo ricominciamo, anche perché dopo ci sarà anche l'intervento di tipo questa canzone di tuo padre, questa qua che ha fatto il giro del mondo, la famosa la paesanotta di queste parti qua, che tuo padre chiamava Dragonarella. La facciamo anche sentire, fatta dagli artisti della sul palco, che sono qua, sono in veste, stanno nascosti tra il pubblico, quindi dopo salgo e si fanno anche questa cosa. Io direi per il momento votiamoci il video. Va bene. Buona visione E a tutti. ancora grazie. A me mi chiamano Pascali, a votare a cane un bacino a noi, che faccia per sentire a roba fine. I che la sera non mangiamo di, la sua caffè è pigliata in di, non pigliavamo con tutte le cucine, così apriamo tutti a noi. I tengo mia moglie che è malandrì, ma sposai con Don Ravellino, ogni giorno facciamo a morire, sempre per capo se dei quadrini.
bellissimo questo corpo di Salvatore Architravo. E adesso si riaccendono le luci sul palco e diamo spazio a Tonino, ce lo guardiamo dal vivo, ci fa deliziare con un altro paio di papocchie del padre. Sono dottore specialista per le donne a prima vista. Gigi, mi sono detto se il male è guaribile o mortale. Io prendo ancora le titelle, maritate, vedo belle, solo i vecchi, poco un pezzo, la ricetta impressa. L'altra sera, a buon'ora, viene a casa una signora e mi disse: professore, prego visitarmi il cuore. Io che sono assai valente, con le donne specialmente, me l'ha detto l'altro giorno la signora Capicorna. Signora, ricevuto dottore Macciavaglio, come vedete la malattia è impressionante. Vogliono si mette a paura, la signora ci si tratta di una brisa galoppante con l'ammosciamento delle biciclette allattante. Il prologo pongolato, molto mazzata a cicata, e il tunnel essere toccata. Hanno pizza e pete che consacrata, che se lei ha fatto, ma quando è al risultato, ma dopo una visita accurata, fu constatato che il cuore si era spezzato di 3 cm quadrati. Signora, come spiega la metafisica pelosa, buttate fuoco per tutti i pertusi. E non permise al penetracchio di entrare nelle tracce della signora Pernacchia per fare un modello stacchio la figura di un battilocchio. Allora fece le digestive e dicette: ma non usa anche i bambini, non volete che fate è positivo. L'unità cervellette prese le divette per andare all'intestino lette, le pavarette, la letta con la polpetta e i grapetti, che si erano impizzati in 2 filetti e tanto ascette quando lo sciopero si rifacette. Si era sviluppato un prolito per tutta la vita, minacciata la bronchite, la congenuite, la sinusite, lo sangue aiuta a ci. Io per sta buona del dicette: signore, forte, voi dovete fare questa corretta, se starete ben accorti, guarirete dopo morte. Fare lunga passeggiata, avete un bello straccio, quando siete ben sudati mi mettete sotto il ghiaccio. Poi dovete ricavare molto sangue della vita e così vi garantisco, vi togliete da bere. Signore, io di questa malattia ne ho curato il mondo intero, domandate ai miei clienti, sanno tutto il cimitero. Grazie, siete pronti ragazzi? Si vuoi, vada canzone la
a nome di tutti i ragazzi questo è il nostro omaggio, il minimo che potevamo fare per Eugenio, per il Land, per i figli e per la nostra associazione, perché ci accomuna questa cosa della sede e dello spazio. Grazie a tutti di essere venuti. Pensate una cosa che ho detto sempre, di fatica se non rifanno una volta sì e una volta no, 1952, ed è ancora attuale, purtroppo, quanto è attuale. E intanto io adesso vi lascio, perché abbiamo questa buonissima arrabbiata dietetica che fa il nostro grande Sabatino, ci facciamo giusto appunto c'è pure il Befano, quindi adesso andiamo a sopportare, insomma. L'applauso sul palco l'abbiamo fatto, ci facciamo una parola di presidente. Io stavo andiamo le gambe perché non l'ho ancora nominato, Ascano, il figlio più grande, che sta qua a lavorare in Italia. E vi ringrazio e vi saluto tutti di cuore. E buon appetito! E buon appetito!